buonasera. Apriamo oggi questa settimana molto ricca di interventi, perché abbiamo questa sera Paolo Zoboli, il nostro accademico, che ci parlerà degli scritti filosofici di Mario Novaro, di cui lui ha appena curato un'edizione o l'edizione. E poi ci rivedremo, spero tutti, giovedì, quando il nostro accademico Michele Prandi e una giovane studiosa Micaela Rossi illustreranno il tema della metafora e della similitudine, analogie e differenze, un argomento di cui dai tempi di Platone nessuno è mai riuscito a trovare la soluzione, forse la troveranno i nostri accademici giovedì. Paolo Zoboli è il nostro accademico, ha pubblicato studi appunto su Mario Novaro, fra filosofia e letteratura. Vi cito qualche titolo: La rinascita della tragedia, le versioni dei tragici greci da D'Annunzio a Pasolini del 2004, Sbarbaro e i tragici greci, Linea Ligure, Sbarbaro, Montale Caproni 2006, ha curato edizioni di Sbarbaro, Fuochi Fatui e Pianissimo, di Ceccardo, Lettere di Crociera, è attivo, insomma, scrive anche, traduce e lavora come docente di italiano e latino al Liceo Scientifico di Sesto Calende. So che intorno a Mario Novaro c'è sempre molto interesse, anche perché qui a Genova abbiamo la benemerita Fondazione Novaro, per cui mandiamo anche un saluto a Maria Novaro, che purtroppo non può essere qui, ma che in tanti anni ha sempre portato avanti questa tradizione dei Novaro, della biblioteca, della fondazione, che speriamo possa avere anche un futuro, una buona collocazione anche in futuro, visto che è veramente una biblioteca molto importante, dove credo tutti abbiamo delle volte trovato opere che altrove erano irreperibili. Allora, grazie dunque a Paolo, benvenuto di nuovo nella nostra accademia. Vi ricordo che negli ultimi atti c'è un suo saggio su un poeta più o meno dimenticato, insomma, poeta, editore e così via, che potete andare a leggere nei nostri atti, che come probabilmente tutti sapete sono disponibili online sul sito dell'Accademia. Ci sono anche delle copie cartacee consultabili qui. E come del resto online sono anche disponibili le registrazioni di queste nostre conferenze. Allora, benvenuto e ti ascoltiamo. Grazie. Grazie, ringrazio moltissimo il professor Bacigalupo della sua presentazione. Io sono davvero molto onorato di essere qui oggi, perché in realtà in 30 anni non è la prima volta che ho l'opportunità di tenere una conferenza all'Accademia Ligure, ma è la prima volta che lo posso fare in veste di socio corrispondente, e ne sono quindi molto felice. Saluto il presidente, il professor Vincenzo Lorenzelli, che ci onora della sua presenza. Saluto gli intervenuti a questa conversazione novariana, che ci seguono da vicino e da lontano. Mario Novaro, dunque, possiamo magari proiettare il suo ritratto. Si usa dire che fino a qualche tempo fa si diceva che Mario era il fratello di Angelo Silvio, mentre oggi, effettivamente, forse in modo più corretto, si dice che Angelo Silvio era il fratello di Mario Novaro. Nel 27 Eugenio Montale definiva Mario Novaro un poeta filosofo al quale si deve anche uno studio in lingua tedesca sul Malebranche. Montale era molto attento anche al côté proprio filosofico di Novaro. E quasi 40 anni dopo, nel frattempo Novaro nel 44 è morto, siamo nel 1968, Montale ricordava l'alto poeta inspiegabilmente dimenticato. Permettetemi una parentesi, ricordando il grande zio, non posso non rivolgere un affettuoso pensiero alla cara professoressa Bianca Montale, che proprio recentemente, per dirla con le parole appunto degli Ossi di Seppia, è salpata
per l'Eterno. Ecco, nel 68 Montale parlava di un alto poeta inspiegabilmente dimenticato, ma 3 anni dopo un giovane laureando, Pino Boero, che oggi è anch'egli illustre accademico ligure e che purtroppo non può essere presente, mi ha scritto per via di un impegno parallelo, un giovane laureando si presenta al figlio di Mario, Guido, all'ingegner Guido Novaro, per chiedergli di poter studiare l'archivio del papà. È l'inizio di un'avventura, io credo, straordinaria. Boero si laurea, pubblica un primo articolo sulla neonata Resine, la rivista di Adriano Guerrini. Nel 74 nasce il Centro Studi di Letteratura Italiana in Liguria Mario Novaro, presso la Facoltà di Magistero, col professor Montanari, col professor Villa, con lo stesso Boero, e cominciano a esserci effettivamente una serie di pubblicazioni importanti. L'edizione postuma nel 75 dei Murmuri ed Echi, il libro unico di Novaro, impressa da Vanni Scheiviller, un'antologia della Riviera Ligure a cura di Villa e di Boero, e gli indici, sempre stampati a Milano da Scheiviller, della Riviera Ligure, la leggendaria rivista di cui Novaro tra il 1899 e il 1919 è stato direttore. 40 anni fa, è una data importante, il centro studi diventa la Fondazione Mario Novaro, presieduta dalla figlia di Guido, quindi dalla nipote di Mario, dall'architetto Maria Novaro, che non può essere con noi, ma saluto con tutto l'affetto e tutta la riconoscenza che le devo per oltre 30 anni di studi liguri, a cui lei non ha mai fatto mancare il suo generoso aiuto. Con la fondazione, ma è una storia che ancora prosegue, si procede alla pubblicazione delle lettere alla Riviera Ligure, che è un archivio importantissimo. Il primo volume è dell'80 a cura di Boero, poi ne segue un altro nell'86 e poi via via altri giovani studiosi si uniscono all'impresa. Ricordo Federica Merlanti, Andrea Aveto, poi Lanzola, Navone, Pesce, e l'impresa ormai è quasi prossima alla fine grazie all'impegno di Veronica Pesce e di Stefano Giordanelli. Sarebbe lungo ricordare tutto quello che la Fondazione ha fatto per l'opera di Novaro. Ricordo un importante carteggio con Papini, curato ormai più di 20 anni fa da Andrea Aveto, e alla vigilia del centenario della prima edizione dei Murmuri ed Echi, l'edizione critica stampata da San Marco dei Giustiniani, da Giorgio Devoto, per restare sempre qui in Accademia, a cura di Veronica Pesce. Dal 1990 i quaderni della Riviera Ligure, che riprendono appunto la testata della rivista. Restava da parte il discorso in fondo originario di Novaro filosofo, perché Novaro è stato sì il direttore della Riviera Ligure, certo è stato il poeta di Murmuri ed Echi, ma appunto la sua formazione è stata originariamente filosofica. C'era uno studio molto importante, ormai antico e classico, quello di Agda De Guglielmi sugli studi di filologia e letteratura del 1980. L'anno dopo Giuseppe Cassinelli, in appendice a un suo volume sulla Riviera Ligure, Boine e Novaro, ha pubblicato una antologia di scritti filosofici di Novaro. Nel 1987 c'è stato un importante convegno a Imperia, nel corso del quale Alberto Cavaglion ha recuperato un testo bellissimo, importantissimo, una lettera filosofica di un Novaro studente universitario a J. Simirenko. Ma in realtà l'aspetto del Novaro filosofo era tutto sommato rimasto ancora in ombra.
l'impulso è venuto ancora una volta naturalmente da Maria Novaro, che qualche anno fa mi ha detto: ma senti, ma perché non facciamo un convegno su nonno Mario filosofo? L'idea era molto bella in effetti, ma ho pensato che mancava un'edizione degli scritti filosofici di Novaro. Certo, ci sarebbe voluto un filosofo, uno studioso di filosofia per approntarla, ma lo studioso di filosofia non c'era, e allora abbiamo deciso di sobbarcarci l'incarico, non appunto uno studioso di filosofia, ma un non più giovane studioso di italianistica e una giovane e valorosa studiosa invece di germanistica, una mia cara ex allieva, Elena De Cesari. E così abbiamo incominciato un lavoro intenzionalmente umile, inteso ad approntare il corpus degli scritti filosofici di Novaro, controllato sugli originali, naturalmente. Il testimone è quasi sempre unico, quindi le varianti riguardano solo una introduzione di cui diremo qualcosa, e un'annotazione naturalmente di tutte le fonti che Novaro cita. Novaro è un personaggio cosmopolita. Lui alla fine dell'Ottocento, quando Carducci compita faticosamente sulle foglie d'erba di Whitman un po' di inglese, Novaro parla e legge correntemente l'inglese, il tedesco, il francese ovviamente, ça va sans dire, e quindi ha una visione estremamente ampia, una cultura estremamente vasta, filosofica, letteraria. Ecco, abbiamo cercato di ricostruire quindi le sue fonti, le citazioni esplicite e anche quelle implicite nei suoi scritti, e abbiamo potuto contare naturalmente, lo ricordava il professor Bacigalupo, sulla biblioteca di Novaro, che è conservata presso la fondazione, e devo dire anche su un aiuto preziosissimo da parte di Maria Novaro, ma anche dello staff, in particolare della fondazione, il dottor Diego Russo, che è qua e che ringraziamo. Abbiamo tormentato con infinite richieste di verifica, di controllo, e anche la dottoressa Dalbis dell'archivio della fondazione. È così uscita, ecco la successiva immagine, questa edizione pubblicata negli studi di Interlinea proprio alla fine dell'anno scorso, nel novembre del 2022. La nostra intenzione, con tutta umiltà, dicevo, è stata quella di offrire agli specialisti, ai filosofi, ai sinologi, uno strumento su cui poter lavorare. Infatti si è tenuto un convegno il 16 e il 17 dicembre del 22, quindi subito all'indomani dell'uscita del volume alla Biblioteca Berio, nel corso del quale sono intervenuti effettivamente Fabio Minazzi, che è un allievo di Ludovico Geimonat, filosofo della scienza e quindi estremamente indicato per alcuni scritti di Novaro, in particolare il concetto di infinito trattato tra filosofia e matematica, Mariangela Priarolo, che è una specialista di quel Malebranche a cui Novaro in fondo ha dedicato 3 su 6 dei suoi scritti filosofici, anche se in realtà uno è un estratto dell'altro più ampio, e poi un sinologo come Luca Pisano dell'Università di Genova, perché il testo su cui Novaro ha più a lungo lavorato appartiene appunto alla cultura cinese, uno dei classici del taoismo, che Novaro traduce con il titolo di Acque d'autunno. Dunque l'autore è Chuang-Tzu, credo che la pronuncia sia questa, ma non c'è il professor Pisano per correggermi, quello che Novaro chiamava Chuang-Tze, no? Con una pronuncia desueta. Ecco, quindi in realtà il lavoro di studio sul Novaro filosofo adesso può essere condotto dagli specialisti e sarà consegnato agli atti che sono in elaborazione, ai quali hanno contribuito anche i 2 curatori, Elena De Cesari con uno studio sul tedesco proprio di Novaro, che ovviamente non aveva il tedesco come lingua madre, e
anche il sottoscritto, perché i Murmuri ed Echi, che sono il suo libro di poesia, però sono effettivamente nutriti, nascono dall'esperienza filosofica e sono nutriti da essa. Ecco, quindi nella mezz'oretta, direi, vero, professor Bacigalupo, che ci resta, io vorrei ripercorrere brevemente dall'esterno, naturalmente, questo corpus degli scritti filosofici di Novaro e anche la vicenda che lo ha portato appunto dalla filosofia alla poesia, no? Dunque, Novaro il 24 settembre del 1908 scrive a Pascoli: dalla prima giovinezza mi ha occupato il mistero della vita. Pascoli è un interlocutore, è il più importante collaboratore della Riviera Ligure ed è un importante interlocutore per Novaro. Passerei al PDF, ma non... PDF, sì. Al PDF, ma non al primo testo. Andiamo pure avanti. Così. Ecco, no, poi torniamo indietro, quello dopo. Ecco, scrive Novaro in un testo dei Murmuri ed Echi, è poesia in prosa, molto importante, che ha il titolo emblematico di Vita Nostra. Un tempo, nella mia prima adolescenza, il dolore della esistenza, per gli interni veementi dubbi e contrasti sulla vita e la religione e il sapere e i grandi misteri del mondo, mi aveva condotto a una massima che nella morte trovava l'unico sollievo. In realtà questi tormenti conducono Novaro, dopo la maturità al liceo Cassini di Sanremo, agli studi filosofici. Però Novaro inopinatamente decide di andare a studiare, inopinatamente neanche tanto, perché anche Pirandello negli stessi mesi, potremmo dire, va a studiare a Bonn. Novaro studierà invece prima a Berlino, poi a Vienna e nuovamente a Berlino, dove si laureerà. Ecco, se torniamo un poco indietro, vediamo lui nella lettera a Simirenko del 1890 dà la ragione di questa scelta per la Germania. Mi sprona un desiderio vivo di far qualcosa di positivo per la filosofia in Italia, che dal Bruno, da Giordano Bruno, naturalmente v'è morta. Cosa vuoi? Che c'è qua chi filosofeggia senza conoscere la lingua di Kant, senza conoscere quella di Hobbes e di Hume. Già, dalle università s'ha da attendere in Italia meno che nulla quanto a filosofia, tanto male sono ordinati gli studi. No? Non nutriva grande fiducia e in effetti, perdonate la breve digressione, quando lui pubblicherà la sua monografia su Malebranche in tedesco, qualche recensore ebbe da dire: ma come, lui è italiano e scrive su Malebranche che è francese e pubblica in tedesco, no? Ecco. Proprio in un momento di ritorno a Oneglia, tra un semestre e l'altro a Vienna, Novaro pubblica un testo bellissimo, il suo primo scritto conosciuto, è una lettera evidentemente a un compagno di studi, tale Simirenko, l'iniziale del nome è J, ma in realtà non sappiamo come si chiamasse. Possiamo vedere il PDF. È un testo, è il JPEG, chiedo scusa, ho sbagliato io. È un testo rarissimo, scovato appunto da Alberto Cavaglion. Ce n'è probabilmente, ne sopravvive una sola copia che si trova all'Università di Torino, è questa, esatto, perché Novaro inviava regolarmente le sue pubblicazioni ad Arturo Graff e quindi nel fondo di Arturo Graff sono conservate queste pubblicazioni e soprattutto questa lettera a Simirenko, un testo estremamente affascinante che va dai toni speculativi a quelli lirici, a quelli polemici, tra citazioni di Goethe, di Giordano Bruno, che in questo momento è, e lo resterà per molto tempo, il filosofo che lui ama follemente. A Gottinga sono state pubblicate nel 1888, cioè 2 anni prima della lettera, le opere italiane di Giordano Bruno curate da Paolo de Lagarde, che sono conservate, naturalmente postillate, nella biblioteca
della Fondazione Novaro. Ecco, in realtà ci si aspetterebbe che Novaro si laureasse su Giordano Bruno, dopo questa dichiarazione d'amore della lettera a Simirenko. In realtà decide di laurearsi su Malebranche, un filosofo che allora non era particolarmente studiato e tantomeno in Italia. Effettivamente lui pubblica la tesi, poi con la medesima composizione tipografica, ma con dei capitoli aggiunti, un'introduzione, pubblica una monografia. Nel frattempo estrae un capitolo in italiano che viene immediatamente pubblicato nei rendiconti dell'Accademia dei Lincei. Intanto però Mario si laurea nel 93, dicevamo nel 94 si sposa, nasceranno i figli, appunto Guido, il papà di Maria Novaro, nel 95 e nel 98 Cellino. E poi inizia per Novaro, e ci spostiamo dopo gli scritti su Malebranche, di filosofia des Nicolaus Malebranche, appunto la tesi di laurea, ma possiamo andare avanti. Ecco. Questa è la tesi di laurea, e con la medesima composizione abbiamo poi, ecco, questa sempre quella con la dedica a, anche se non è personale, a Arturo Graf, conservata appunto a Torino. Dopodiché Novaro si dedica al problema che lo tormenterà, dice, per 5 anni, il problema dell'infinito. C'è un passo, se possiamo tornare al PDF, c'è un passo, ecco, sopra, eravamo sopra, no, sotto, chiedo scusa, ho sbagliato io. Ecco, un passo di Vita Nostra in cui lui rievoca gli anni, come dirà, del tormento dell'infinito. Ricordo, m'ero fisso dinanzi la scritta con l'animo che vince ogni battaglia, e nelle tenebre del pensiero più fondo io mi immersi gran tempo per uscirne straziato. Per anni l'infinito mi assorbì e torturò. Non vi gittai l'occhio a fondo con Zenone d'Elea e gli altri pochi. Ecco, questo tormento dell'infinito lo porterà a pubblicare nel 1895, possiamo tornare direi al JPEG e direi all'immagine successiva, un saggio sulla rivista italiana di filosofia che si intitola appunto Il problema cosmologico e il concetto di infinito, che viene pubblicato anche poi in estratto. Questo è sempre l'estratto inviato e disponibile online a Arturo Graf. Nel frattempo però Mario torna a Oneglia con la famiglia dopo altri anni trascorsi a Berlino, e con il 1899 inizia a occuparsi della Riviera Ligure, che si chiama ancora la Riviera Ligure di Ponente, almeno nei primi numeri. Nasce probabilmente da un'idea di Angelo Silvio come foglio pubblicitario, ma sto dicendo cose che ai miei ascoltatori sono naturalmente più che note. Nasce come foglio pubblicitario dell'Olio Sasso, con qualche raccontino, qualche poesia, ma Mario in realtà comincia a trasformarla e ne farà una delle più importanti riviste di primo Novecento. Tra l'altro mi piace ricordare che sul numero che segna il suo esordio come direttore, che è quello del maggio del 1899, c'è anche il primo sonetto di quello che sarà uno dei collaboratori più assidui della Riviera Ligure, aveva già pubblicato delle prose, ma ovvero Ceccardo, Rocca Tagliata Ceccardi. A questo punto sembra che la filosofia di Novaro taccia, e abbiamo alcune descrizioni sulle quali vorrei soffermarmi, tornerei sì al PDF, che sono interessanti per capire la vita di Novaro. Ecco, direi sì. Allora, la prima è una testimonianza di Leonardo Lagorio, lo storico bibliotecario di Oneglia, che scrive:
Così la rivista divenne per Mario uno scopo per la sua sensibilità e appagamento dell'amore per le lettere. Lo distraeva dalla lunga e tediosa giornata dello scagno in mezzo al traffico dell'olio. Alla sera egli, nella sua villa di Capo Berta, fra quelle pareti coperte di libri, incominciava il suo incontro epistolare fra noti e ignoti collaboratori. E la villa di Capoberta, così possiamo andare avanti, è descritta da Emilio Agostini, un poeta che Novaro amava molto. Felici voi che ci avete un villino su a Capoberta, salite sul poggio, gli olivi, un viottolo ripido, una casetta sul colle, una siepe di qua e di là, e cesti di ginestre fiorite e verbene selvatiche. E poi mare da due parti, e città sulla costa, e case bianche tra i monti e l'Alpi lassù, e olivi all'intorno nella valle, sui colli, e un gruppo di pini. Vi serbino i pini ogni volta un incontro migliore. E però qual è lo stato d'animo di Novaro in questi anni dedicati alla Riviera Ligure e all'olio sasso, no? E all'azienda di famiglia? Lui scrive così a Edoardo De Albertis nel 1903: la vita, lontano dalle anime affini che si amano, è spesso grigia e sconsolata, e tanto più quando le cure materiali trattengono lo spirito dal pascersi della sua vita vera. E il mio viver giornaliero mi è apparso sovente un sogno vano, dal qual non sia però possibile svegliarmi. E nella mente permane continua, come sfondo, una vaga inquietudine e trepidazione per tutto il mistero, onde ci sentiamo involti, per il mistero che tacitamente ci attrae e ci richiama, mentre i bisogni e le occupazioni lo vorrebbero occultare e sottrarre alla nostra meditazione. Un altro ritratto d'autore, questa volta dall'esterno, Giovanni Boine, che dopo essere stato auspice Papini a trovare Novaro, lo incontra per la prima volta, ne scrive al suo amico milanese Alessandro Casati. Novaro dunque è un omettino sui 40 anni, con moglie e 2 figliuoli. Vive tra l'ufficio e la casa, pratica con pochi. Molta cultura filosofica tedesca ed inglese, non ha eloquio, ma il giudizio è sodo. Tituba nella voce, non in ciò che pensa. Ama Hobbes, non capisce Bergson, dice cioè che è impreciso e che non lo si può quindi capire. Non fa gran conto di croce, ha avversione per Hegel. No? È un ritratto formidabile, vabbè, dalla penna di Boine non potevamo aspettarci di meno. Allora, un indizio è che Novaro però in questi anni di apparente silenzio, di meditazione silenziosa sul mistero dell'esistenza, continua a inviare a scelti interlocutori la sua memoria sull'infinito. Non ve li elenco tutti, ma Pascoli, per esempio, nel 1901, e Pascoli gli risponde: e mando con essa, la poesia Il poeta solitario, che prima di entrare nei canti di Castelvecchio verrà pubblicata sulla Riviera, i miei rallegramenti per il suo profondo studio sul concetto di infinito. Io l'ho molto meditato e ne ho la mente tutta preoccupata e agitata. Ci tornerò nella mia solitudine di Barga, a cui m'avvio. In realtà Novaro l'anno prima, la lettera è del dicevamo, 900... No, questa è la lettera del 1901, chiedo scusa. L'anno dopo Novaro pubblica sulla Riviera Ligure un dialoghetto filosofico. Un dialogo dal sapore un po' da operetta morale leopardiana tra l'anima e l'ignoto, il mistero. È l'inizio, è il primo segnale di un ritorno di Novaro alla poesia, ma nella forma della poesia filosofica dei murmuri ed echi. Ci sono anche 2 minuscole recensioni sulla Riviera Ligure che danno indicazioni sugli interessi di Novaro, che a un certo punto, sempre al suo interlocutore Pascoli, è la lettera successiva, dichiara il suo ritorno alla filosofia. E poi questa luce che splende la notte a ogni ora, anche inavvertita, al filosofo nella quieta cameretta dove quanto palpita del vostro canto riappare per altre vie in altra forma. Sono passati 10 anni di larvato letargo dalla pubblicazione del saggio sull'infinito, che è di 10 anni prima. Dove l'amarezza fu molta e amara,
e poco il dolce, sebben così dolce. Sapete, mi sono ridestato alla filosofia con nuovo, anzi con l'eterno ardore, ma zitto, lo so soltanto io, e studio, e medito solo per me e chissà per quanti anni, se prima non si muore. No? Ecco, effettivamente nel 1905 abbiamo una serie di svolte per Novaro che modifica ulteriormente la Riviera Ligure e scrive quella che è forse davvero la prosa generatrice della sua poesia filosofica, che si intitola Sui Monti. C'è una bellissima lettera a Pascoli del 1906, è troppo lunga, non la leggiamo, c'è nell'introduzione al volume degli scritti filosofici, in cui lui, in modo molto discreto, ma dichiara a Pascoli una conversione di tipo spiritualistico-religioso, non confessionale, ma dice che il suo riferimento potrebbero essere le idee morali di Kant con i suoi postulati della ragion pratica, che sono naturalmente l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. Poi lui fa riferimento anche ad altri autori, ad altri pensatori americani e francesi, Sigwart, Renouvier, James, Shields, della tradizione spiritualista. Nel 1909 è un caso fortuito che fa tornare Novaro alla scrittura filosofica, perché Papini trova su una bancarella di Firenze una copia della monografia su Malebranche. Dice, ma è sua? L'ha scritta lei questa? Quindi lei si interessa di filosofia. Papini sta dando vita a quella importantissima collana che è La cultura dell'anima, stampata a Lanciano da Carabba. E subito, naturalmente, arruola Novaro per qualche cosa su Malebranche. Dice magari anche una scelta di pensieri di Massimo. Ed ecco che Novaro riprende il suo Malebranche, traduce tutta una serie di brani, scrive una introduzione, ma dice a Papini, la devo scrivere perché ho cambiato qualche idea da allora. I pensieri metafisici di Malebranche, possiamo far vedere la copertina, ecco qua. Questa è la Riviera, ecco, questa è la Riviera Ligure, il numero da cui Novaro diventa direttore, quella del 99. Ecco i pensieri metafisici di Malebranche che escono appunto nella cultura dell'anima nel 1911. Intanto Novaro, sarà stato il fatto di reimmergersi nella filosofia espressa con grande fascino stilistico dal pensatore francese, ma Novaro lavora sempre di più ai suoi testi originali, alla poesia in prosa e anche in versi di Murmuriedecchi, e Murmuriedecchi esce effettivamente, la prima copia, possiamo andare avanti, la prima edizione esce nel 1912 presso l'editore Ricciardi di Napoli. Uscirà poi un'altra edizione a ruota nel 1914, ma in realtà alla fine del 1913, mentre la terza edizione, che segna un notevole avanzamento anche proprio nell'impianto della raccolta, è questa, sì, era quella di prima. Ecco, esce presso Vallecchi nel 1919, l'anno, auspice Papini naturalmente a Firenze, l'anno in cui la Riviera Ligure, con un numero interamente dedicato a Sbarbaro, ai trucioli di Sbarbaro, cessa le pubblicazioni. Ecco, se possiamo tornare al PDF, c'è una lettera, perché mi corregga il dottor Russo se non sbaglio, se sbaglio, in realtà gli originali degli scritti filosofici di Novaro in fondazione misteriosamente non ci sono. Ma la ragione è dichiarata in una lettera a Ennio Contini del 31 maggio 1942 che ci apre anche sull'ultima prospettiva novariana. Scrive Novaro a 2 anni dalla morte: queste piccole opere mi parvero un giorno tali che non ne ho serbata nessuna, altro che Murmuriedecchi e Acque d'autunno, che sono di Chuang Tze.
Di una, parziale segno del mio giovanile tormento, il concetto di infinito e il problema cosmologico, avevo prestato copia a Boine. Me la rese perché glielo avevo tanto raccomandato, non possedendone altre. Dopo qualche tempo me la richiese e nuovamente, e dovetti dirgli che non l'avevo più perché l'avevo distrutta. Infatti avevo intanto, nel giugno del 15, scritto Bonaccia, uno dei testi che entrano in Murmuri ed Echi, e poi di furia stracciato anche la copia che serbavo della mia Philosophie des Nicolaus Malebranche e della parte di essa in italiano la teoria della causalità in Malebranche e Hume. In realtà il titolo è solo la teoria della causalità in Malebranche. È significativo che lui citi anche Hume, perché questo ci porta naturalmente a Kant, che a partire dal dubbio di Hume passa appunto al pensiero, al criticismo, alla critica della ragion pura. Non solo, ma giustamente anche assai altro. Acque d'autunno di Chuang-Tze non ho mai pensato di distruggerla, perché, sempre fiorente da 23 secoli, durerà ancora almeno per altrettanti. Già, perché nel 1905, sempre questo 1905 che per Novaro è così gravido di cambiamenti e di suggestioni, Novaro viene, attraverso, ci dice, un articolo del sinologo inglese Giles, a conoscere questo testo, no? Il Chuang-Tzu, uno dei grandi testi della tradizione taoista, che in Italia non è ancora tradotto se non per excerpta. E lui si mette a studiare appassionatamente, a procurarsi lui non conosce il cinese naturalmente, ma si procura le edizioni tedesche, inglesi, francesi, e finché naturalmente, sempre nel dialogo con Papini, testimoniato dal prezioso epistolario curato da Andrea Aveto, nasce l'idea appunto di una traduzione per la cultura dell'anima. Ecco, possiamo tornare al JPEG, sì, alle immagini. Una prima edizione uscirà, eccola, nella cultura dell'anima, nel 22 è la prima edizione. Una seconda edizione identica come copertina uscirà nel 38, un'edizione però accresciuta. Non solo, via via Novaro accresce la scelta dei brani del testo originale, ma amplia anche l'introduzione, che quindi in realtà è lo scritto filosofico al quale lui lavora maggiormente, quello per cui abbiamo dovuto appunto predisporre un apparato delle varianti, che sono spesso molto preziose. Tra l'altro lui dedica questa edizione, che gli sta estremamente a cuore, alla memoria di Cellino, il figlio minore che è morto sul Grappa nel 17. E uscirà poi, dopo fortissimi contrasti con Carabba, una sema avanti. Ecco, questa invece è l'edizione del 1941, l'ultima edizione di Murmuri ed Echi. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'edizione uscita nel 43 delle Acque d'autunno presso l'editore dell'Istituto Grafico Tiberino di Roma, e uscirà postuma, possiamo ancora andare avanti, presso la terza nel 49, attraverso una serie di contatti propiziati ancora da Papini e da Giovanni Descalzo. Qui sono illuminanti le notizie che ci fornisce il carteggio tra Novaro e Descalzo, curato da Francesco De Nicola, che appunto è estremamente prezioso. Novaro traduce con grande passione, quasi sentendo come opera propria. C'è una lettera in cui lui, scrivendo a Marino Moretti, parla di Chuang-Tze Mario o Mario Chuang-Tze, quasi che il grande pensatore cinese fosse un suo alter ego. I due libri effettivamente che lui porta avanti negli ultimi anni della sua vita e che sente entrambi come opera propria sono i suoi Murmuri ed Echi e le sue di Mario Chuang-Tze, naturalmente, Acque d'autunno.
la prova è appunto che ancora negli ultimi mesi di vita lui lavora a una serie di varianti di Murmuri ed Echi che confluiranno nell'edizione di Cassinelli del 75 e di Acque d'autunno nell'edizione postuma. Ecco, l'introduzione naturalmente, e possiamo tornare magari per gli ultimi due brani al PDF, l'introduzione è certo un modo di parlare del filosofo taoista, ma in fondo è anche un modo per ritornare alla sua meditazione filosofica personale. C'è un brano, andrei avanti perché ecco, avanti ancora. Ecco, per Chuang-Tzu, tra l'altro, lui conia l'espressione di poeta filosofo con forma univerbata. Montale aveva definito Novaro poeta-filosofo, invece poeta filosofo, no? Ecco, questo brano è un brano tratto dall'introduzione e si concentra sul Tao, che è naturalmente al centro della meditazione del Dao De Jing di Lao Tzu, ma poi anche del Chuang-Tzu. Il Tao, dice Novaro, che originariamente significa via, e dice a proposito Chuang-Tzu che Tao è una metafora, e viene a dire, per intenderci, logo, il logo di Eraclito, l'uno Dio, l'uno di Parmenide, l'uno o Dio di Bruno. Ecco, si ritorna alla lettera Simirenko, il Dio di Goethe, che notoriamente aveva un carattere spinoziano, e la dottrina di Dio, no? Nella meditazione sull'amato Chuang-Tzu, Novaro sembra così riannodare i fili della sua più che cinquantennale riflessione filosofica, dall'amato Bruno e dall'amatissimo Goethe, della giovanile lettera a Simirenko, alla misteriosa conversione religiosa, per così dire, discretamente dichiarata nel segno del Kant morale e dello spiritualismo di Sigwart, Renouvier, James e Shields. Poi bisognerebbe parlare anche di un altro personaggio che Novaro stima molto, Fechner, Gustav Theodor Fechner. Nella lettera, dicevamo, a Pascoli del dicembre del 1906, fino all'assorta meditazione metafisica degli ultimi Murmuri ed Echi, come, andrei avanti, uno degli ultimi testi che si intitola Da cosa a cosa ed è del 1943, quindi l'anno prima della morte. Da cosa a cosa è spazio, da senso a senso è tempo. Spengasi l'io, e tempo e spazio è nullo, nulla l'arcana infinità astrale, è nulla il tutto di tutto ignaro nella insensibile opacità. Pure s'aprono fiori, s'aprono occhi umani, mistero del mistero, abisso. Dove l'ultimo endecasillabo, mistero del mistero, abisso, Dio, è franto in tre versi che convergono su questo misterioso Dio, è il Dio di Bruno, il Dio di Fechner, il Dio di Goethe, il Dio della tradizione cristiana, il dialogo di Novaro col testo, con le scritture, si coglie nelle ultime note apposte che sono tutte neotestamentarie e del Dante paradisiaco. Questo io non saprei dirlo, e su questo interrogativo quindi vi ringrazio moltissimo e credo, essendo restato abbastanza nei tempi, possiamo chiudere. Grazie. Grazie. Grazie per questa concisa e affascinante introduzione a questo pensatore così, che si rivela così significativo, così attuale, pieno di interrogativi, no? di smarrimento, ma anche poi di certezze, forse, no? alla ricerca di una certezza attraverso molto anche legato alla sua epoca, però forse anche alla nostra per tanti versi. Sei stato molto rapido anche, per cui vorremmo quasi chiedere un bis su di Mario Novaro e la lettura di qualche suo testo, ma forse ci sono delle domande. L'architetto Spalla, il nostro accademico.
Io parlo come onegliese, sono nato a Oneglia. E la mia domanda è di questo tipo, quasi, diciamo così, familiare. Mio padre aveva 21 anni e nel 1921 era iscritto al Partito Comunista di allora, non Bordiga, ma Gramsci. Mio padre era pasticcere e serviva in Novaro sempre, da anni, diciamo, della sua maestria nell'arte, diciamo così, del fare i dolci. Era un personaggio particolare mio padre, faceva le bignè leggendo Diderot e leggendo i classici francesi. Ma veniamo alla domanda: qual era il rapporto di Novaro con la politica? Perché non ho sentito una parola. Mi risulta che mentre Angelo Silvio Novaro era molto vicino al fascismo dal punto di vista politico, Novaro avesse una tendenza più vicina al socialismo. E mi farebbe molto piacere capire questo rapporto tra la sua filosofia e la politica. Sì, no, lei, la sua affermazione è corretta. Io naturalmente ho dovuto selezionare il percorso. Novaro, quando è, dunque, in origine in realtà anche Angelo Silvio era vicino al socialismo. Stiamo parlando proprio del 92, quindi quando il Partito Socialista è stato fondato. Novaro è vicino alla socialdemocrazia tedesca. Lui vive, e anche tra l'altro Gustavo Sacerdote, che era uno studente, suo compagno di corso, che era riferimento dei socialisti italiani in Germania, è uno, secondo l'uso di allora, Gustavo Sacerdote discute la tesi, cioè Novaro ha discusso la tesi con 2 docenti e con 2 invece studenti. Ecco, e Gustavo Sacerdote era uno di costoro. Addirittura Novaro pubblica nel 94 a Torino un opuscolo, Il Partito Socialista in Germania, che è stato ristampato nei quaderni della Fondazione Novaro, in cui lui descrive in modo estremamente accurato la socialdemocrazia tedesca. Tra l'altro mi ricorda un po' Il Principe, perché l'ultimo capitolo invece è un socialismo umanitario il suo naturalmente, ma estremamente convinto e appassionato. Lui è talmente poco noto, a differenza del fratello, che questo opuscolo, nonostante lo abbia scritto lui, esce sotto il nome di Angelo Silvio. No, esce sotto il nome di Angelo Silvio, in realtà poi è stato Novaro a scriverlo. Tra l'altro, molto probabilmente anche la conoscenza con Ceccardo avviene in quest'ambito socialista. Dunque io non sono esperto dell'argomento, ma insomma mi pare che la rivista Vita Moderna di Milano nel 94, quindi gli anni sono quelli, lancia una famosa inchiesta sul socialismo, che poi viene anche stampata, le risposte, l'inchiesta a letterati, filosofi, storici, poeti, una inchiesta che viene stampata dall'editore Aliprandi di Milano, che è lo stesso che stampa il primo prezioso libretto di Ceccardo, il libro dei frammenti nel 95, e tra le risposte ci sono appunto quella del giovane Ceccardo, quella di Angelo Silvio, che quindi era socialista, anzi era talmente noto allora come socialista che l'opuscolo l'hanno attribuito a lui. Molto probabilmente la conoscenza così preziosa per il futuro della Riviera Ligure con Ceccardo avviene perché Ceccardo va a tenere delle conferenze di propaganda politica socialista a Oneglia, proprio invitato da Angelo Silvio, e quindi conosce anche poi Mario. Mario, quando torna a Oneglia dopo la parentesi, lunga parentesi in Germania, si candida per il Partito Socialista, parliamo del 90, adesso non ricordo, 90, dovrei vedere la memoria, vado, probabilmente poco prima che lui prenda la direzione della Riviera Ligure, viene eletto,
ma a un certo punto poi si dimette perché probabilmente è troppo assorbito dalla Riviera Ligure, dall'azienda di famiglia. Ecco, non saprei successivamente, non le saprei rispondere successivamente. Non ho notizie. Certo. Sì, scusa, Sì. scusa. È nata, appartiene alla Normale di Pisa e forse fu uno dei personaggi con Gentile dove ci fu uno scontro molto violento a Pisa. Ma se non ricordo male, mio padre mi diceva che Novaro aveva dei rapporti con Serrati, forse varrebbe la pena Non ho di approfondire. notizie, ma Grazie. immagino che la cosa possa essere senz'altro essere verosimile, no? Sì. Curiosità ancora, domande? C'è da dire qualcosa sulle generazioni, cioè lui mi vedo che nasce nel 68, no? Sì. Qui forse è la generazione anche di Ceccardo ed è la generazione forse di Pascoli, precedente alla generazione di Montale, di Sbarbaro, Sì, per cui lui è come un no, mentore di questi poeti più giovani. Qual è questo rapporto, insomma? Ecco, allora, no, io credo che il ruolo storico di Novaro sia formidabile perché effettivamente lui dà vita a questa rivista intorno alla quale in un modo o nell'altro si coagula quello che Boine, anche se qualcuno dice che l'occasione è un po' ironica, quello che Boine definisce un gruppo ligure, ma effettivamente sulla Riviera Ligure scrive lui, che è un poeta, cito Montale, un alto poeta inspiegabilmente dimenticato. Murmuri e Vecchi è un libro, io credo, davvero molto molto bello e molto importante, ma sulla Riviera Ligure esordisce Sbarbaro. Sulla Riviera Ligure scrive Giovanni Boine, sulla Riviera Ligure pubblica moltissimo il vecchio Ceccardo, che comunque sia è un autore, al di là del fatto che siamo a Genova, poi io devo dire ho un debole particolare per Ceccardo perché su di lui mi sono laureato e gli ho dedicato molti studi, ma comunque è un autore che anche per Montale è stato estremamente importante. La Riviera Ligure è importantissima per Montale. Ora io non voglio cadere, lo so che dietro la linea Ligure si sono fatte infinite polemiche, però che esistano una serie di autori legati alla Liguria e legati tra di loro, perché Montale era legato ai poeti della Riviera Ligure, Caproni era legato a Montale, a Sbarbaro e ai poeti della Riviera Ligure, che ci sia una tradizione di poesia ligure che ha dato alcuni dei risultati in assoluto più alti, e non parlo solo di Montale, ma anche di Caproni, ma anche di Sbarbaro, della poesia italiana del Novecento. Beh, io questo credo che sia indubitabile, in questo senso quello che dice il professor Bacigalupo è vero, la Riviera Ligure è stata estremamente importante e l'artefice della Riviera Ligure naturalmente è Mario Novaro, non c'è il minimo dubbio. Sì, perché no, mi stupisce un pochettino che ci sia una continuità. Di solito questi scrittori del Novecento come Montale e Sbarbaro, anche in altri paesi, guardavano la generazione precedente come in fondo su linee completamente diverse, appunto sul simbolismo, no? O addirittura ancora legate al denunzianesimo, no? Così, per cui mi sorprende abbastanza che ci sia questa continuità in questi poeti che oggi riteniamo esemplari della modernità, con un poeta in fondo nato decenni prima, no? Che però insomma, dimostra chiaramente una sua capacità di parlare a questi scrittori più giovani. Dunque, effettivamente il vecchio Ceccardo, che è quello forse, come dire, più rudere con certe sue sopravvivenze classicistiche, però Montale lo amava moltissimo e Ceccardo risuona spesso nella poesia di Montale, che poi col suo solito modo, per esempio quel passo così bello della intervista immaginaria, dice sì, lui viveva rivolto verso il passato, sempre bisognoso di puntelli accademici, pure a tratti nessuno ebbe una voce paragonabile alla sua. Beh, insomma,
detto da Montale non è un'affermazione da poco. Caproni, che è il più avanzato se vogliamo, lui era amico di Sbarbaro, diceva per me Sbarbaro è stato importante. Caproni diceva il grande Ceccardo, certo, con i debiti ammodernamenti, perché tra l'ultimo Caproni e il Ceccardo simbolista del Libro dei Frammenti è passato un mondo, però un mondo con io credo con delle ragioni di continuità, perché anche Montale effettivamente poi ne spesso anche, dunque mi è capitato recentemente a un convegno montaliano di parlare del rapporto tra Sbarbaro e Montale e ho intitolato l'intervento Eusebio contro Millo, perché effettivamente il rapporto tra Sbarbaro e Montale era ne parlammo anche a Spotorno al convegno Sbarbaro e gli altri, era un rapporto conflittuale, si beccavano in poesia, uno scrive una poesia, l'altro la scrive per dire no, ecco, quindi è possibile vedere una tensione tra, banalizzo fino all'estremo, tra il tutto fisico Sbarbaro e invece il Montale fisico e metafisico. Ecco, però anche questo in fondo è un dialogo, non necessariamente in positivo. No, mi ricordo che Giudici diceva che Montale temeva il maledettismo di Sbarbaro, i suoi postriboli, Montale gli dava un po' fastidio, perché era più un signore per bene, insomma, più di Sbarbaro, vedeva decisamente. questo. Beh, ecco. Tant'è vero, scusa Massimo, la famosa definizione qui tu manchi Camillo amico, storico di cupidigia e di brividi, caffè a Rapallo, che effettivamente Guerrini, che era anima ben altrimenti fraterna, pur essendo molto più giovane, no? Perché Guerrini era del 23, quest'anno è il centenario, no, di questo personaggio che io ho sempre amato moltissimo e che non ho fatto in tempo a conoscere, vero professor Poggio, al Mazzini, ahimè. Però Guerrini diceva, beh, insomma, è un po' limitativo di chiamare Sbarbaro storico di cupidigia e di brividi. Insomma, anche Caproni diceva, ma qui siamo in anticipo, perdonami se entro in territorio tuo, di un decennio sulla Wasteland di Eliot, quindi il dramma di Sbarbaro è ben altro che quello dei postriboli e dell'esco dalla lussuria, mi incammino per l'astri ci sono. Sì, c'è anche quello. No, poi mi ha incuriosito, ma non voglio prendere, mi ha incuriosito due cose. Una è questa distruzione delle opere filosofiche, cioè come si spiega con una crisi nevrotica, perché è una cosa molto violenta, uno che butta via tutte le copie, cioè nella storia della filosofia o nella storia anche della letteratura, un autore che si pente della sua prima opera e cerca di comprarle tutte per distruggerle, esistono dei casi, però mi pare una cosa che mi ha colpito. E l'altra è mi colpisce questa cultura così profonda, filosofica, letteraria, in un ambiente che deve essere un ambiente provinciale, come deve essere Oneglia. Come si spiega che saltano fuori queste persone così agguerrite, con questi interessi? Da dove viene la cultura nella famiglia Novaro, la loro formazione? Allora, io credo di poter tentare una risposta alla prima domanda. La seconda, beh, però, Oneglia, il cenacolo di Porto Maurizio, comunque sia, Scovazzi, i due Parodi, cioè, c'erano... ecco, vede, sì, sì, sì. Ma tra l'altro chiedo, la bibliografia su Malebranche dell'Ottocento, proprio quella nell'edizione complessiva in Francia di Malebranche, sembra incredibile, ma una monografia su Malebranche viene stampata a Oneglia. Quindi in realtà evidentemente qualche cosa c'era, no? La capacità di vedere il mondo da un angolo appartato. In fondo lo stesso Boine ci si trova molto bene e non è limitato. La prima domanda, io posso tentare un'ipotesi anche perché ci porta verso la poesia e quindi su un territorio che più legittimamente mi appartiene. Se posso semplificare moltissimo, mi perdoneranno i filosofi della mia rozzezza, ma lui in termini bruniani contrappone l'uno, il nucleo, l'uno immobile al trascolorare dei fenomeni. Il mondo in termini schopenhaueriani, visto che lui legge Bruno e Malebranche in termini schopenhaueriani, come dire, il mondo come rappresentazione con
il trascolorare delle sue forme, dei suoi colori, e invece il nucleo immobile, che che ovviamente che per Schopenhauer è il ville, la volontà di vivere, e per Bruno l'uno, no? La causa, il principio e l'uno. E lui a un certo punto, in modo abbastanza netto, tra l'altro proprio in un luogo emblematico, cioè nella prefazione ai pensieri metafisici di Malebranche, dice che mentre lo scienziato si occupa in modo piuttosto arido dell'essere immobile, il poeta è colui che si concentra sul trascolorare delle forme, dei colori, sul tempo, sullo spazio. Quindi è possibile che in realtà lui abbia fatto un viaggio dalla, come dire, dalla filosofia scientifica, perché lui utilizza come sinonimi nei suoi scritti filosofia e scienza, nei termini di una tradizione razionalistica, per cui anche lo stesso Bruno a un certo punto dice ha molti elementi poetici che io non riconosco. Che lui sia passato da questa filosofia che vuole essere rigorosamente scientifica, legata alla tradizione razionalista ed empirista inglese del 6-700, alla poesia filosofica che però non si concentra sull'essere ma sul divenire. Quindi è possibile che in questo viaggio verso la filosofia orientale, e Chuang-Tzu appunto scrive in poesia, lui abbia lasciato dietro di sé gli studi rigorosamente filosofici fino a sentirli effettivamente estranei. Penso che la ragione possa essere, se non questa, simile a questa. Bene, molte grazie anche per queste risposte. E ci sono ancora delle osservazioni? E allora ringraziamo molto Paolo Grazie. Zopoli. Allora, aspetta un momento. Novaro corregge il calcolo infinitesimale di Cartesio. Andiamo in un territorio che è troppo lontano da me. Probabilmente la risposta è qui. Allora, Cartesio è estremamente presente negli scritti filosofici e naturalmente negli scritti su Malebranche, perché Malebranche parte naturalmente da Cartesio. Novaro dimostra grande stima per Cartesio, poi sì, c'è tutta la parte del calcolo infinitesimale che rinvia in particolare poi a Leibniz naturalmente, ma lui poi cita i matematici moderni, Düring, Cantor, ma questo appunto lo lasciamo al professor Minazzi, io non oso assolutamente aprire bocca sull'argomento. Allora dobbiamo tutti tacere davanti all'infinito, all'uno, no? E no, comunque ci è venuta molta curiosità di leggere questi testi, siamo grati che tu li hai curati, no? Con tanta Ne sono acribia, e anche dei nomi che ci hai citato, insomma, anche rileggere Chuang-Tzu o Chuang-Tzu, come tu hai pronunciato benissimo, sarà... Il professor Pisano mi tirerebbe le orecchie. Sarebbe bellissimo rileggere Chuang-Tzu in Giles, mi ricordo che appunto c'erano già queste vecchie edizioni, no? Poi è uno che è sempre piaciuto ai poeti, no? Tutti sanno naturalmente l'aneddoto della farfalla, no? Di Chuang-Tzu e così via. Che è tradotto da Novaro anche. E allora no, per cui grazie per questa curatela, grazie per averci, insomma, avercela presentata qui, e dunque vi salutiamo. Vi ricordo di nuovo che giovedì ci sarà questa conferenza sulla metafora del professor Prandi e della professoressa Rossi, e buona serata e arrivederci, grazie Paolo. Grazie.